Io, fin da bambino, amavo molto i libri. La mia lettura preferita era quella degli autori comici e copiavo i passi che mi divertivano. Il mio preferito era un certo Cicognini, era un po' lacrimoso, di comicità triviale, ma teneva destro l'interesse del lettore lasciando sospeso gli animi. E questa è una regola che poi ho sempre cercato di seguire. Certo, deve spengere l'interesse del pubblico. La mia vita non è stata particolarmente interessante, ma non posso negare di essere nato sotto gli influssi di qualche stella comica. Sì, a 8 anni abbozzai la mia prima commedia. La lessi alla governante che la trovò graziosa, poi a mia zia che invece mi prese in giro. Mia madre mi sgridò e poi mi abbracciò. Il mio precettore sostenne che c'era più buon senso di quello che l'età comportava. Ma la cosa più strana fu che il mio padrino, uomo di legge, non volle credere che quella commedia fosse roba mia. Si arrabbiò con il precettore, accusandolo di averla riveduta e corretta. E il precettore allora se ne ebbe a male. Stava per nascere un irrimediabile litigio quando, per fortuna, come succede a teatro, entrò in scena il personaggio chiave, l'abate Valli di Bergamo, amico di famiglia, che sapeva della mia opera e aveva mantenuto il segreto. Così rivelò a tutti la verità e rese giustizia alla mia promettente disposizione, chiudendo la bocca all'incredulo mio padrino. Sì, fu il mio primo piccolo successo. Fantastico! Una scena da teatro! Un teatro. Un sogno meraviglioso. Nella mia vita ho visto 2 volte incendiarsi un teatro, nel 1764 e nel 1783. Sono stato tutta la notte a guardare le fiamme fino all'alba, cenere, 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 cenere dappertutto. Già, così in fondo è il teatro e così è la vita. Svanisce, va in fiamme, niente torna più come prima. Ormai infatti sono vecchio e alla mia età faccio fatica ad addormentarmi, ogni sera poi è la stessa cosa. Ho sempre la testa piena di qualcosa che ritarda il mio sonno. Di notte la mia mente, è vero, torna indietro nel tempo, mi si mischiano ricordi, immagini che spesso mi sorprendono. Allora, per dormire ho inventato questo rimedio: scelgo una parola nella mia lingua veneta, poi la traduco in italiano, poi in francese o viceversa.